Siamo un'associazione che opera qui a Mogliano, anche se in realtà, avendo rapporti ormai consolidati con l'UIS 9, la nostra area territoriale comprende 37 comuni, tanti sono quelli dell'UIS appunto 9, ma essendo come sede a Mogliano è chiaro che soprattutto qui ci siamo. Una delle realtà del posto della quale noi siamo orgogliosi è che a Ronzinella, praticamente sullo stesso stabile dove c'è il comando della Polizia Municipale, gestiamo il venerdì un ambulatorio medico per delle visite di prevenzione gratuita. Noi abbiamo fatto un accordo, una convenzione col CRO, Centro Riferimento Oncologico di Aviano, dove vengono degli specialisti da noi, pagati da noi, per fare delle visite gratuite. Alle persone che si presentano qui a questo stand forniamo del materiale nel quale si ricavano i numeri di telefono, c'è ogni altro dato utile per quanto riguarda questa prenotazione delle visite. Come associazione tuttavia, se si può vedere dal nostro banchetto, a ottobre, ormai è il terzo anno che facciamo illuminare la fontana di Piazza Caduti, la facciamo illuminare di rosa, che è il colore appunto della donna. Il motivo è quello di richiamare l'attenzione sulla prevenzione, perché il nostro compito, la nostra mission è appunto quella della prevenzione. Il colore rosa, come dicevo, sta a significare la donna, e uno dei tumori purtroppo numericamente rilevante è quello del tumore del seno. Tutta un'opera di prevenzione viene fatta richiamando l'attenzione. Quest'anno, oltre a Mogliano, siamo presenti in altri comuni con delle conferenze, con degli incontri, a cui vengono specialisti praticamente dell'ospedale di Treviso. Dottor Gava, per esempio, che è il primario della radioterapia, dottor Mora, che è chirurgo, aiuto chirurgo alla terza chirurgia, la dottoressa Laura D'Apporto, che era la responsabile della senologia dell'UIS appunto 9, e tanti altri specialisti che di volta in volta con noi hanno questo rapporto di collaborazione. Ci sarebbero tante altre iniziative, per esempio abbiamo in primavera con 2 parrocchie, perché era il primo anno e avevamo bisogno dunque di fare l'esperienza, con 2 parrocchie attraverso il GREST si è lanciato, anche questa è un'iniziativa dell'UIS 9, da noi condivisa, è un percorso decennale, il quale appunto prevede la prevenzione del tumore cosiddetto melanoma. E noi, oltre ad avere rapporti con gli insegnanti, con in quel caso genitori e organizzatori del GREST, abbiamo fatto un dono meglio, ecco il termine che si presenta meglio, dei cappellini, oltre al materiale illustrativo sul perché dell'iniziativa, abbiamo regalato un cappellino con su scritto "Proteggiti dal sole". E ci sarebbero parecchie altre iniziative, però penso che visitando il nostro sito, chi ne ha interesse e voglia, ma credo che ne valga la pena, si possono trovare le indicazioni utili. Il nostro sito è info@apio.it, ecco dove potete trovarci. E poi ci sono ovviamente, potete scriverci le vostre osservazioni, ma soprattutto prenotate le visite perché non costano niente, ma non perché non costano niente vale la pena di farle. Perché, ripeto, non capita tutti i giorni che degli specialisti come quelli del CRO di Aviano vengono in casa nostra appunto per fare le visite di prevenzione. In questo caso il numero di telefono per le visite è 349 876 0186, però ripeto, tutte queste cose le trovate nel nostro sito.